Passiamo ad affrontare il secondo dei nostri argomenti di quest'oggi, che riguarda quel popolo altruista che viene definito, e ormai fa parte del nostro linguaggio quotidiano questo termine, le badanti, cioè le aiutanti familiari. Sono chiamate anche così. Parliamo di un esercito positivo di persone che nel 2030 sarà stimato raggiungere una cifra del 25% maggiore rispetto a quella di oggi, questo complice anche l'invecchiamento della popolazione. Ma tutti i dati e la rappresentazione di questo fenomeno li vediamo insieme in questo lavoro realizzato per noi da Frediana Biasutti, e poi ne parleremo insieme in studio. Una popolazione che diventa sempre più vecchia e che ha sempre più bisogno di assistenza. Famiglie impreparate a gestire i propri anziani, alla ricerca di personale che se ne faccia carico. In questa nostra Italia il mestiere di badante è e sarà sempre più richiesto. Fare un conto preciso di quanti siano questi lavoratori non è semplice, innanzitutto perché sono molti quelli non in regola che sfuggono alle statistiche. Secondo stime recenti, i lavoratori domestici, cioè colf e badanti, in Italia sono circa 2 milioni, di cui oltre la metà irregolari. Parlando invece dei circa 865.000 lavoratori domestici regolari, cioè iscritti all'INPS, ad assumerli sono soprattutto le famiglie del centro-nord, e la Lombardia e il Lazio sono le regioni d'Italia in cui se ne trovano di più. Gli assunti con la qualifica di badanti sono 382.000 in costante aumento. L'assoluta maggioranza di loro, cioè l'88%, è donna. L'età media si aggira intorno ai 50 anni. Un tempo le badanti erano quasi esclusivamente straniere, ma dal 2008, anno di crisi, ad oggi sono in costante aumento le italiane, in particolare nelle regioni del sud. Tuttora è l'Europa dell'Est la zona da cui viene la maggior parte delle badanti. Poi ci sono appunto le badanti italiane, seguite dalle latinoamericane, dalle nordafricane e dalle asiatiche. Quanto all'orario di lavoro, stando ai dati INPS, è estremamente variabile, ma in più della metà dei casi supera le 30 ore di lavoro a settimana. Altrettanto variabili le retribuzioni, 6.500 euro l'anno la media, che però poco racconta di un universo quanto mai variegato per impegno ed anche per preparazione professionale. Ed eccoci di nuovo in studio. Dunque diamo subito un dato che è quello del 2015, appunto l'abbiamo sentito, all'incirca erano 75 anni, era l'11% della popolazione, mentre nel 2050 sarà metà la popolazione. Intanto diamo per il momento il benvenuto, poi ci raggiungerà anche un'altra professionista, diamo il nostro buongiorno a Lorenzo Gasparrini dell'associazione Domina, l'Associazione Nazionale delle Famiglie Datori di Lavoro Domestico, e buongiorno anche a Luciana Mastrocola della Filcams CGL. Allora, noi abbiamo sentito questo dato e ho voluto ribadire anche l'età ovviamente delle persone alle quali si dedica questo servizio importante. Perché questo? Perché è impressionante anche un altro dato che si accompagna a questa realtà, considerando il fatto che in questo caso i datori di lavoro sono le famiglie, cioè parliamo di un nero, quindi di un'evasione che rappresenta il 60%. A che cosa dobbiamo attribuire anzitutto questo dato che è abbastanza sconcertante, trattandosi comunque di un aiuto domestico? Beh sì, il dato è da attribuire alla difficoltà delle famiglie, difficoltà economica. La badante non è un lusso, è una necessità di uno stato in cui si trovano le famiglie. Però, dato che il costo si aggira tra i 16.000 e i 18.000 euro l'anno, chiaramente c'è un bisogno economico e le famiglie si trovano in forte difficoltà, non avendo aiuti da parte dello Stato. Allora, con lei avevo fatto anche una riflessione ieri e la riaffrontiamo tra qualche istante, perché poi vorrei sentire su questo anche Mastrocola, però era quella relativa ad esempio al reddito di cittadinanza, perché sarebbe stato interessante, lei mi diceva ieri, sapere anche che le famiglie si potrebbero porre come datori di lavoro, no? Nell'ottica di chi cerca lavoro. Lo affronteremo tra un attimo questo aspetto. Invece con lei volevo parlare anche di una politica da questo punto di vista necessaria di integrazione e dei provvedimenti che incentivino questa emersione. Lei da questo punto di vista aveva, diciamo così, prospettato anche delle ipotesi. Sì, ci sono diversi provvedimenti che devono essere adottati proprio per agevolare l'emersione. Ad esempio poter porre in deduzione il completo costo della contribuzione sostenuta dalla famiglia per le assicurazioni sociali e la possibilità in caso di non autosufficienza di poter porre in deduzione dal reddito la completa retribuzione che viene erogata alla lavoratrice. Inoltre
siccome ci rivolgiamo, cioè la platea di queste lavoratrici è costituita la maggior parte di donne immigrate, anche la possibilità, nel caso in cui la lavoratrice non sia in possesso del permesso di soggiorno, di avere il permesso di soggiorno nel momento in cui ha trovato lavoro, quindi la possibilità di mettere in regola una lavoratrice che magari è entrata senza permesso di soggiorno. Questo comunque agevolerebbe. Anche perché questo poi ci farà capire anche un altro dato che sviscereremo dopo, cioè quello del perché c'è una componente rispetto ad una immigrazione di aiuto e di sostegno a noi che proviene prevalentemente dai paesi comunitari. Ovviamente questa sarà una spiegazione intrinseca. Nel frattempo io ringrazio per essere con noi, perché ci ha raggiunto in studio anche la professoressa Rosaria Alvaro, che è docente di scienze infermieristiche all'Università di Tor Vergata. Grazie per essere con noi questa mattina, anche perché con lei affronteremo un argomento che anticipiamo già fin da adesso. Voi, proprio nell'osservazione di quelle che erano le necessità per chi appunto poi doveva tornare a casa, quindi partendo prima da un'analisi dei degenti che dovevano poi tornare a casa e quindi accudite le famiglie, avete visto invece che cominciavano ad esserci sempre più badanti che avrebbero badato a loro, e quindi era necessario un corso. Quindi velocemente ci illustri questo corso di cui parla, perché poi ne parleremo nel dettaglio. Tanto grazie dell'invito. A voi, lei. Il corso è un corso di formazione che si svolgerà nell'ambito dell'università, questo proprio per rendere certificabili le attività delle persone che parteciperanno. Noi abbiamo pensato di fare un corso proprio a garanzia delle famiglie, dell'assistito e dell'operatore. Spesso ci siamo resi conto che manca la consapevolezza degli operatori in base per la sicurezza, per saper gestire tutta una serie di attività che poi saranno chiamati a fare, a partire proprio dall'assistenza di base e quindi alle attività di vita quotidiana. Gli infermieri addestrano le persone che hanno delle patologie cronico-degenerative, persone fragili, persone anziane, che poi spesso perdono la capacità di sapersi autonomamente gestire la malattia. Quindi sapere ad esempio aiutare una persona in difficoltà a muoversi in un letto piuttosto che saper leggere un'etichetta è qualcosa che può essere insegnato. Allora io perché ho voluto cominciare facendo un passaggio rapido con tutti e tre i nostri ospiti, affrontando tutti e tre i profili delle loro visioni rispetto all'argomento, quindi partendo dall'emersione del lavoro, perché è un discorso che riguarda le politiche del lavoro, guardando le tutele alle quali dobbiamo far fronte, ma guardando anche la formazione, che è importante, perché nella storia che stiamo per sentire, e l'ha raccolta per noi Adriano Conte, c'è la testimonianza di una signora, Yamile, molto importante, perché lei vive a Castel Gandolfo, e questa testimonianza ci racconta da un lato, visto che lei ha fatto un corso di operatore sociosanitario, i benefici dei quali ha potuto trarre giovamento. Racconta anche però l'inserimento sociale che le ha concesso questo lavoro di badante, quindi è stata un'opportunità, ma racconta infine anche l'aspetto affettivo, perché lei ha ritrovato nelle persone che accudisce anche quei genitori che aveva dovuto lasciar lontano. Adriano Conte. Castel Gandolfo, una domenica come tante altre per Yamile, una donna cubana che si è trasferita in Italia per amore e dove poi è rimasta per lavorare come badante. Un lavoro molto prezioso il suo, richiesto e di grande utilità sociale. Yamile, da quanti anni sei in Italia? Io sono più di 15 anni, sono venuta da Cuba, mi sono sposata con un italiano che siamo stati insieme 10 anni. Dopo mi sono stancata così tanto di stare in casa che ho fatto questo corso che è bellissimo, operatore sociosanitario. Fino adesso mi trovo benissimo, in questo momento faccio la badante, sto in una casa con una famiglia molto buona. Yamile ha una figlia di 22 anni e da 4 anni si trova a Castel Gandolfo, dove lavora come badante di una signora anziana che non può fare a meno del suo aiuto. La signora ha una patologia difficilissima, ma questi anziani tutti sono difficili perché l'Alzheimer, la demenza senile, questa la depressione, se non le dai un po' di affetto, amore, questi vecchietti diventano aggressivi. Molto importante il contatto umano perché se no non ci riesce, perché l'anziano ha bisogno di amore, di affetto, una coccola, alla mattina parlarle tantissimo, stimolarli, sentirle che
che sta in una casa sua. Poi diventi un membro della famiglia, è vero? Certo, diventiamo un membro della famiglia e nos amano dopo. Che consiglio puoi dare alle ragazze più giovani che si accingono a fare questo lavoro molto richiesto ma anche molto delicato? Io le direi che se non siete proprio fatti per questo lavoro, non fatelo, perché è difficile, però è di tanto impegno, però imparerete tanto e avrete tanto da imparare con loro, perché tutto lo che ti manca, la mancanza di casa, la mancanza di una mamma, la mancanza di papà, tutto lo trovi in loro. Allora, affronteremo tanti argomenti a partire dagli spunti che ci offre questa testimonianza. Adesso però andiamo in Germania, dove c'è collegata con noi la collega Barbara Gruner, perché vorrei chiedere a lei, buongiorno Barbara, ti vediamo, vorrei chiedere a lei qual è la situazione sociale nella quale si inserisce questo ruolo importante. La Germania come si pone rispetto alla figura della badante? Sì, buongiorno. Quello delle badanti o dei badanti privati in Germania è un fenomeno relativamente nuovo, tant'è vero che proprio nelle ultime settimane i giornali se ne sono occupati tantissimo, scoprendo che anche qui c'è un esercito di badanti provenienti soprattutto dall'est Europa, Polonia ed Ucraina in primo luogo. Qui infatti l'assistenza agli anziani è tradizionalmente un problema di cui si fa carico lo Stato, istituzioni pubbliche o private, però anche qui la società sta invecchiando rapidamente e quindi né le istituzioni né tantomeno le scuole professionali riescono a tenere il passo con questo bisogno. Si calcola quindi che siano centinaia di migliaia le badanti provenienti da altri paesi, secondo l'Università di Mainz sarebbero 150.000, ma c'è chi dice addirittura oltre 500.000, un'economia sommersa di cui appunto si sono occupati i giornali nelle ultime settimane, sottolineando due problemi, l'evasione fiscale che avete sottolineato anche voi, ma anche il timore di, come dire, di una mancanza di professionalità. La formazione professionale in questo settore in Germania è antica. Chi vuole aiutare gli anziani o comunque lavorare nelle famiglie può accedere a una scuola dopo aver compiuto assolto alla scuola dell'obbligo a 16 anni. Qui il sistema scolastico tedesco è un po' diverso da quello italiano, quindi esiste un diploma per tutti all'età di 16 anni. Insomma, dopo aver ottenuto questo diploma si può accedere a un corso che dura 3 anni, prevede sia il tirocinio che lezioni teoriche, anche uno stipendio mensile di circa 1.000 euro lordi al mese. Questo stipendio dovrebbe aiutare i giovani a scegliere questa professione, però in Germania sono sempre di meno i giovani che scelgono lavori manuali. Da qui quindi il ricorso ai badanti o alle badanti straniere e si può far fronte al costo, cioè la famiglia può far fronte al costo di queste badanti richiedendo l'assegno familiare che è previsto dall'assicurazione obbligatoria. In Germania c'è infatti un'assicurazione obbligatoria per l'assistenza agli anziani. Ogni tedesco deve assicurarsi per questa evenienza in tarda età e quindi è previsto un assegno mensile in base al grado di necessità che ogni persona ha. Questo assegno mensile va dai 300 ai 900 euro al mese, naturalmente non bastano per pagare una badante, ma insomma questo assegno può coprire una parte almeno delle necessità della famiglia. Barbara, grazie davvero per questi spunti interessanti e per questa fotografia che tu ci hai fatto della situazione che c'è in Germania rispetto all'Italia, perché ci permetterai adesso, noi ti liberiamo e ti ringraziamo, di fare anche dei confronti e dei paragoni. Allora, anzitutto c'è questa questione importante delle assicurazioni ovviamente in Germania che fa la differenza, e quindi si chiede alla popolazione di pensare fin dall'inizio a quel che poi sarà la propria fine. Però ecco, tornando sul tema del corso, perché evidentemente appunto abbiamo sentito ci sono anche in Germania, facciamo informazioni anche di servizio. Diciamo che questa è una novità, quindi la diamo anche questa informazione, partiranno dall'anno accademico 2019-2020 a Roma, e ci dica lei i costi, la durata, come funziona? La durata è di 500 ore, in realtà il bando è già aperto e quindi noi se è possibile partiremo già nel mese di maggio e quindi in questo anno accademico.
Il costo è di 600 euro e l'attività di formazione è divisa tra teoria e pratica, 250 ore teoriche e 250 ore pratiche, in cui può essere previsto anche un corso di lingua qualora il numero degli iscritti sia fondamentalmente di origine già, questo è importante perché giustamente le persone debbono saper comunicare con le persone alle quali si dedicano. Formazione, da un punto di vista invece dell'immigrazione, questo è anche stato per tanto tempo un trampolino di lancio, no? Per le donne, soprattutto per le donne immigrate, e vitto, alloggio, l'inserimento all'interno di una società. Ci sono degli aspetti che riguardano invece il sociale, non solamente la formazione. Dunque, con questa grossa domanda di cura che ha fatto aumentare di tanto il lavoro domestico, partiamo dagli anni 2000 con 270.000 addetti, adesso siamo arrivati quasi a 900.000, ha determinato anche un'immigrazione al femminile, perché accentuato negli anni della crisi, gli uomini hanno più difficoltà a trovare lavoro, vengono le donne, il lavoro in coresidenza risolve il problema sia del lavoro che dell'alloggio, e quindi però molte volte è inteso anche come un periodo di inserimento, il tempo di sistemarsi col soggiorno, se sono extracomunitari, imparare la lingua e poi trovare collocazione in altri settori. In Germania, l'abbiamo sentito, la nostra collega ha usato anche il termine badanti riferendolo a uomini, cioè anteponendo l'articolo al maschile. In Italia è un fenomeno che c'è, però è decisamente relativo, no? È decisamente recente, tra l'altro, perché l'88% delle addette sono lavoratrici, il 73% sono immigrate e il 12% adesso è di uomini, costituito da lavoratori, da uomini. Che però probabilmente svolgono mansioni, e diciamolo anche perché magari comunque può essere un'informazione da dare, svolgono magari mansioni o ruoli dove è necessaria di più la forza fisica, penso ad un personale più infermieristico forse? Non tanto infermieristico, ma l'ha detto per esempio a una persona, a un uomo solo, magari qualche volta si preferisce avere un uomo che una donna. Gasparini, torno da lei perché prima di dare dei consigli stretti alle famiglie, quindi regolarizzarla sempre una badante piuttosto che pagare in modo tracciabile per evitare poi vertenze di qualsiasi tipo, vorrei affrontare quell'altro argomento al quale avevamo fatto riferimento prima velocemente, il discorso del reddito di cittadinanza. Beh sì, noi avevamo chiesto che le famiglie avessero avuto le agevolazioni che hanno le aziende di poter assumere un beneficiario del reddito di cittadinanza e quindi avere degli sgravi. In questa maniera sarebbe stato un incentivo alla famiglia, oltre che un aiuto, a regolarizzare la propria badante. Tanto per essere chiari e per farci capire, una persona che è in cerca di lavoro e che dovesse avere una proposta di lavoro potrebbe averla, oltre che da un'azienda o da una società, anche da una famiglia. Esattamente, da una famiglia, perché l'azienda famiglia ad oggi in Italia, le famiglie italiane spendono ogni anno 19 miliardi di euro in retribuzioni e contributi alle lavoratrici domestiche, per cui è una delle più grandi aziende italiane, per cui bisogna dargli gli aiuti e il sostentamento perché sono la base della nostra società, ma bisogna dargli anche un riconoscimento. Al momento è preclusa questa strada? Al momento c'era un emendamento presentato, ma è stato rifiutato. È stato rifiutato. Chissà che non si possa riaprire questo percorso. Una cosa importante invece, nel rivolgersi alla ricerca delle badanti, delle assistenti familiari, molti si rivolgono ad enti terzi, ad enti collegati ad un passaparola, parliamo delle parrocchie piuttosto che degli esercizi commerciali, mentre invece il vostro punto di vista è di rivolgersi sempre ad associazioni che siano strutturate sia sul territorio sia pronte a dare dei consigli Assolutamente, pratici. è importante rivolgersi a associazioni e sindacati che da sempre fanno questo tipo di attività, che hanno una banca dati di lavoratori a cui fanno un tipo di formazione qualificata. La famiglia ha bisogno, come diceva la dottoressa, anche di un lavoratore professionalizzato che sappia il lavoro che fa. Gli affidiamo le cose più importanti della nostra vita, per cui abbiamo bisogno di formazione ma anche di amore.
da parte dei lavoratori, e andando presso strutture che da tanto tempo sono sul territorio abbiamo queste risposte. Subentra il mestiere anche laddove talvolta lo stress e la fatica, perché ne parlavamo anche ieri proprio con Mastro Cola, possono avere la meglio, perché in alcuni casi si tratta di lavori alienanti. Parliamo comunque, adesso ce lo dirà proprio lei, di quante ore al giorno, a settimana di seguito si lavora. La badante in convivenza contrattualmente deve fare 54 ore settimanali, ma il problema più grosso, al di là dell'ampiezza delle ore di lavoro, ma è proprio la condizione di coresidenzialità, di avere una sospensione della propria vita, di non poter conciliare nulla con la propria famiglia, e inoltre è un lavoro che si svolge in completa solitudine, quindi quello che diceva la dottoressa è molto importante, cioè il corso di formazione a vantaggio dell'assistito, ma a vantaggio della lavoratrice, perché si trova a prendersi cura di persone affette da patologie gravissime, quindi la non formazione mette a grave rischio la salute e la sicurezza della lavoratrice stessa. Voi in tal senso operate, e le chiedo e le dico anche perché glielo sto chiedendo in questo momento, perché abbiamo realizzato, grazie al nostro corrispondente da Mosca, un lavoro proprio sul post. Che cosa accade ad una vita dopo che per anni si è dedicata ad un'altra, in maniera alienante, in maniera esclusiva, in maniera quasi da distogliersi dalla propria di vita, tornare a casa, nel proprio paese, non riconoscere più anche le proprie usanze, no? Viene definita la sindrome Italia. Ecco, un passaggio con lei prima di sentire questo interessante servizio. Voi lavorate anche dal punto di vista psicologico, oltre che pratico? Assolutamente sì, e credo che sia indispensabile, come dicevamo prima, creare proprio questo modello condiviso in cui l'università può anche essere il riferimento per persone che lavorano, per esempio per coordinarli oppure per fare dei corsi successivi di aggiornamento, di reinserimento nei paesi di origine, perché l'università ha una serie di potenzialità e non ultima questa. Allora, sentiamolo insieme questo lavoro del nostro Paini e vediamo questo ritratto che lui ci dà, che è a tinte fosche ovviamente, perché è una realtà in quanto tale che si presenta così. Un esercito dall'est, ma arrivato in Italia con intenti pacifici e composto quasi esclusivamente da donne. Parliamo delle colf e delle badanti che negli ultimi 30 anni, dopo il crollo dei regimi comunisti, sono emigrate in massa in Occidente per prendersi cura di anziani soli o non più autosufficienti. In Italia le assistenti familiari provenienti dall'Europa orientale costituiscono quasi la metà del totale dei lavoratori domestici, circa 2 milioni di persone in tutto, ma solo 800.000 assunti con contratto regolare. Regioni che diventano per loro una nuova patria, ma che il più delle volte non riescono a sostituire casa, perché quella rimane indietro a migliaia di chilometri di distanza. Non bastano i soldi e i pacchi caricati sui furgoni. Quando ci tornano spesso non la ritrovano più. Figli diventati grandi da soli, i cosiddetti orfani bianchi, e mariti vissuti per troppo tempo lontano. Perso un impiego che esiste solo all'estero, si sentono abbandonate, ansia, panico, depressione, pensieri suicidi e nessuno che stavolta badi a loro. Problematica all'origine della cosiddetta Sindrome Italia, una patologia individuata nel 2005 da 2 psichiatri di Kiev. Colpisce le badanti tornate dopo anni dal nostro paese, ma coinvolge anche le loro famiglie, perché il vuoto che riempiono qui spesso poi se lo ritrovano a casa. Allora, quindi la Sindrome Italia, lo abbiamo sentito, si chiama così, insomma, questa patologia che avvolge e sconvolge ovviamente le vite che si trovano a doverla patire, ma questo servizio ci fa anche riflettere su un altro elemento, che è quello di una migrazione, che è una migrazione che riguarda, sì, le italiane sono comunque al secondo posto, ma c'è una componente maggiore dai paesi comunitari per il discorso che abbiamo sentito e che poi, insomma, viene da Latino America, Nord Africa e Asia. Allora, questo senso, diciamo così, di dedicarsi agli altri, ci sono anche alcune tipologie regionali che si affiancano di più a questa idea dell'accudimento, per la vostra esperienza? Ma in alcune regioni la presenza delle donne migranti è abbastanza residuale, infatti noi come ente bilaterale abbiamo organizzato dei corsi di formazione, ad esempio sia in Calabria che in Sardegna hanno partecipato donne italiane per fare il corso da badanti, quindi sicuramente dipende anche dal tipo di economia, dal tipo di possibilità di trovare un lavoro alternativo.
alternativo, quindi diciamo che siccome il lavoro da badante si trova, se non si trova altro meglio quello che niente. Però il lavoro in coresidenza diciamo che è rimasto quasi esclusivo appannaggio delle donne migranti, cioè siccome c'è una grossa difficoltà a conciliare le esigenze di vita e di lavoro, le italiane vanno a fare le ore perché consente di conciliare la famiglia, è comunque un arrotondamento del reddito familiare e comunque riescono ad avere una paga oraria più alta, più ore si fanno. C'è differenza in Italia tra nord e sud nel rivolgersi alla richiesta di badanti? Sì, assolutamente. Nel nord Italia abbiamo 3 badanti su 4 sono straniere. Nel sud Italia abbiamo il 45% di badanti sono italiane. E se andiamo in Sardegna addirittura si inverte il rapporto. 3 badanti su 4 sono italiani. Come diceva Luciana Mastrocola, è in relazione anche alla realtà sociale, c'è meno possibilità di lavoro nel sud Italia, più italiani si avvicinano a questo tipo di attività. Professoressa, una chiarificazione importante: quando si parla di badanti non si parla solamente di persone che accudiscono o si dedicano a personale anziano, bensì noi potremmo avere delle persone che sono chiamate ad badare ai bambini. E anche questa, bambini con malattie croniche, con patologie invalidanti, e quando la famiglia non è in grado di prendersene cura per tutto il giorno. Oggi la famiglia lavora, i genitori lavorano, è vero che è un fenomeno sicuramente poco rappresentativo, però esiste. No, sembra apparentemente che si vada fuori tema, invece no, perché qui c'è l'attenzione, la tutela, la cura delle fragilità, no? Questo è importante insomma sottolineare, questo passaggio, questo passaggio qui. E da questo punto di vista voi avete già delle adesioni importanti, avete percepito di avere delle adesioni importanti? In questo momento i dati degli iscritti al corso io non sono in grado di darlo perché è aperto da pochi giorni e si chiuderà a metà maggio, quindi è ovvio che non è del primo anno che partiamo con questo corso. Volevamo concludere proprio con questo passaggio perché noi anche come servizio pubblico riteniamo anche importante sottolineare che è importante sapersi dedicare agli altri in maniera strutturale. Allora noi siamo in conclusione di questo spazio importante, insomma, che speriamo sia servito soprattutto agli altri, a chi dovrà farne uso. Ringrazio ovviamente tutti i nostri ospiti per essere stati con noi questa mattina e per averci dato il loro contributo.